credo che prima delle ferie è bene che il Parlamento chiuda quel decreto fare. Sì. Il decreto fare, io sono all'opposizione, si chiude il decreto. l'ho anche contestato in alcuni passaggi che non condivido, ma è meglio averlo un decreto per cominciare, perché come avete sentito dai due esponenti direbbe Travaglio PD e PD-L, come dice lui, direi degli due esponenti di responsabilità, direbbero loro, e quindi lascio ai cittadini giudicare, però il concetto è questo. Adesso abbiamo bisogno comunque, visto che hanno detto noi ci siamo lì non perché non vogliamo andare a votare, non perché non abbiamo raggiunto nessuna maggioranza, ma siamo lì per il bene degli italiani. E hanno fatto un provvedimento che è pieno di luce e di ombre, che però è meglio cominciare. Allora io credo che in questo momento la prima cosa da fare in Parlamento, dalla sera alla mattina, se permette, senza fare gli scioperi o le chiusure in bianco, neanche di mezza giornata, perché uno viene condannato a 4 anni e si arrabbia contro i magistrati che lo condannano a 4 anni. È meglio che uno non evada il fisco piuttosto che ci se la prende con i magistrati, viene meglio. Stabilito questo, io credo che in questo momento noi abbiamo bisogno di un governo che faccia almeno un provvedimento per la ragione per cui si sono messi insieme questa maggioranza. Tutto questo macello è successo e io mi trovo fuori dal Parlamento perché nel 2011 ho detto no al governo Monti, che sembrava la soluzione di tutti i mali. La prima il risultato qual è stato? intesa. Che da buon ragioniere, per far quadrare i conti, l'ha fatto pagare il più onesto e i più deboli. Adesso è arrivato quest'altro compromesso, che dicono che vogliono fare, qualcosa hanno messo in piedi in mezzo a quel decreto legge. Io che dico, che lo contesto, dico che alcune cose buone ci stanno, andiamo alla succo e cominciamo a vedere cosa si può fare per il Paese.